Sindaco Rizzo, quale vetrina migliore se non il Giro d'Italia per promuovere il suo comune e tutti i comuni che in sinergia hanno creduto in questo evento nonostante le difficoltà e l'hanno portato a casa? Certo, nonostante questo momento veramente di difficoltà, è una vetrina per il nostro comune. Tutte queste ore l'occhio del mondo sul nostro territorio, su questo territorio meraviglioso, UNESCO, che ha delle rarità paesaggistiche infinite. Pertanto siamo veramente soddisfatti che anche quest'anno, quinto giro che passa per il muro del Cadelpoggio, abbia scelto di nuovo San Pietro del Feretto e tutto il territorio di OCG. Con Alessandra De Stefano, vice direttore di Rai Sport, volto storico del processo alla tappa, prima volta per te oggi qui a Cadelpoggio in un giro davvero particolare con l'incognita del Covid. Ma questo è sicuramente un giro particolare che noi stiamo cercando di raccontare con una serie di strategie, no? Perché avete visto c'è lo studio virtuale dove i corridori non sono con noi ma sono virtualmente con noi. Però questa mattina vi voglio dire, mi sono svegliata molto presto, alle 7 ho guardato la meraviglia di questo posto, veramente poi venire in Veneto è Giro d'Italia, perché non me ne vogliono le altre regioni, ma la passione che c'è sulle strade del Veneto è qualcosa di straordinario. Sono certa che oggi sarà tanto pubblico sulle strade con le mascherine. Alberto, lo ha detto anche Alessandra De Stefano, come fanno qui le cose in Veneto non ce n'è per nessuno, quindi un'accoglienza speciale, un'organizzazione ottima, la sicurezza che so che tu ci tieni tanto, insomma che giro è per Alberto Stocco questo? Beh, sicuramente un giro importante, un giro diverso, un giro molto atteso anche perché è da maggio praticamente che aspettiamo l'arrivo del Giro d'Italia quest'anno, però sicuramente pieno di contenuti, voglia di riscattarsi, voglia di fare sport, voglia di dare un segnale positivo. La De Stefano ha detto una cosa grande, in Veneto si parte dalla base dei nostri giovani, dalle nostre associazioni, dai nostri gruppi sportivi, gente che lavora da sempre e ha creato un tessuto importante. Ricordiamo che nella storia abbiamo avuto grandissimi campioni, ancora oggi sforniamo campioni giovani e meno giovani di tutti i talenti. Funziona molto anche quello che è oggi il cicloturismo, funziona tutto. Abbiamo bisogno di messaggi importanti e oggi ne stiamo dando uno. Siamo tutti qua nel rispetto delle normative, un popolo del ciclismo super rispettoso, super pronto ad accogliere i nostri tifosi e a farci fare bella figura. Hai detto proprio bene, è la sublimazione della grande passione per le due ruote di questo territorio che lo vive nel miglior modo possibile, una giornata di sport in sicurezza per garantire a tutti di poter passare una bella giornata, di promuovere il territorio, di farlo conoscere a chi ancora non ha avuto l'opportunità di conoscerlo e a tutti comunque di essere molto vivi e di portare avanti una passione per le due ruote, ma anche tutte le eccellenze di questa bellissima realtà, il muro del Cadelpoggio, le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene, territorio UNESCO, e quindi il massimo per questo territorio in un momento particolare per noi. Qui in provincia di Treviso, che è la capitale del ciclismo, fare la tappa Valdobbiadene Conegliano tra le colline del Prosecco, patrimonio dell'umanità, credo che sia una delle soddisfazioni più grandi che noi possiamo avere, e oggi è una bella giornata non solo di sport ma anche di promozione del nostro territorio. Oggi si è insediata la nuova squadra del presidente Zaia. Faccio a tutti gli assessori un gran in bocca al lupo e un augurio di buon lavoro, c'è tanto lavoro da fare, ci aspettano 5 anni molto impegnativi e noi siamo qui per dare una mano e fare in modo che il nostro Veneto possa risalire la china in un momento difficile come quello del Covid che stiamo ancora vivendo, ma però con iniziative come questa credo che siamo sulla strada giusta. Potremmo dire che queste 3 donne sono le 3 donne della tappa cronometro Conegliano Valdobbiadene? Mascherina rosa, donne, rosa, tappa, Giro d'Italia, siamo noi. Diciamo che c'erano tante preoccupazioni all'inizio, ma penso che tutti quelli che sono qua oggi stanno dimostrando veramente di amare questo territorio, di amare questo momento, e quindi stanno proprio nelle regole e con le regole, e questa è tanta roba, come dico io. Sì, certo, confermo, abbiamo faticato molto, ma l'abbiamo fatto per il territorio e perché questo evento risultasse al meglio, sempre con le regole comunque e rispetto delle regole anti-Covid, che comunque ho visto tutti quanti stanno rispettando. Noi siamo 3 donne, tutte e 3 imprenditrici. Questo credo sia uno dei più grossi eventi, quindi ci dà la possibilità di capire che comunque se vogliamo fare degli eventi anche per il Natale c'è la possibilità di farlo in grande sicurezza, quindi noi sul Natale ci stiamo lavorando, quindi dopo il Giro d'Italia aspettiamo Natale,
e come imprenditrici, che dire, avanti. E quando dobbiamo promuovere qualche cosa dobbiamo promuoverlo con il territorio. Qui siamo a Ca del Poggio in un posto meraviglioso, giornata iniziata un po' cupa, oggi un sole meraviglioso. Io credo che lo sport e queste aziende come Ca del Poggio meritano di avere anche il nostro appoggio, che poi loro portano in giro anche i nostri prodotti. Io sono molto contento di essere qui oggi. Quando si pensa al ciclismo in provincia di Treviso c'è un nome, Pinarello, oggi qui a sostenere ancora una volta il Giro d'Italia. Intanto do il benvenuto, il saluto a tutti e il benvenuto a tutte queste belle persone, benvenuti nella nostra bella terra e specialmente qui a Treviso, nella zona più bella del mondo. Come non si fa a amare questo sport? Io non lo so, forse sarò anche un po' di parte, però la passione, l'entusiasmo che mette ogni, posso dire, un fans del ciclismo non la vedo in altri sport. Quindi neanche la mascherina, neanche il Covid vi hanno fermato, a voi appassionati? Assolutamente no, non basta una mascherina per fermare questo nostro stupendo sport, assolutamente, anzi siamo un po', quest'anno parlavo prima con Alberto, quest'anno va così, però nonostante tutto la cosa importante è che la passione rimane, no? Sia degli appassionati in mezzo alle strade, sulle strade, che di chi organizza queste belle feste come Alberto appunto, come gli organizzatori del Giro d'Italia e anche noi come sponsor, quindi questo non ce lo terrà mai nessuno.